Ben ritrovati a tutti alla seconda puntata di Per di Piave, ancora una volta in pianura, in compagnia di Paolo Fogagnolo e di Valerio Marcassa, che cercherà di coniugare il fiume con i piatti tipici. Quando vedo all'imbocco dei ponti sul Piave, fiume sacro alla patria, mi commuovo, ma non tanto perché penso all'Italia, perché penso al Veneto. Buona visione. Oggi saremo a Noventa, dove troveremo Paolo Fogagnolo, che ci spiegherà un po' la storia del porto, dell'antico porto sulla Piave. Dopodiché proseguiremo verso Romanziola, all'antica bersagliera, locanda storica, in cui incontreremo il proprietario, e da domani sulle tracce di Parise a Salgareda, sempre lungo il greto del Piave. Bene, amici miei, allora siamo qui in questo posto che si chiama Noventa di Piave. Questa è una bellissima festa dei democratici. Stamattina eravamo a Cortellazzo, siamo transitati, o meglio siamo fluitati per Eraclea, San Donato. Allora vengo adesso avanti dal porto, l'ex porto fluviale di Noventa. Io non conosco molto su questo aspetto di Noventa, però Paolo, che altra cosa. Paolo dice ancora 4 chicche su questa cosa. Peraltro vedo che lei, se vuoi riprendere questa scena meravigliosa, guarda che cosa. Un bagnante che tranquillamente nuota. Per quest'anno non cambiare. L'attività portuale e quindi lo scambio con Venezia determinò, in particolare negli anni che vanno dalla fine del 1500 al 1700, alla scelta da parte di diverse famiglie veneziane di costruirsi case di villeggiatura, case di campagna a Noventa. Case di campagna in realtà in certi casi erano proprio delle ville anche di una certa consistenza. Sono sorte così Villa Memo a Camemo, costruita dal doge Marcantonio, Villa Erizzo, poco lontano da qua, Palazzo Molin in centro, la molto grande Villa Zen a Lampol e la più importante di tutte, Villa La Mula a Romanziola. Importante perché era molto grande come dimensione e progettata dal Sansovino e affrescata all'interno da Veronese, dalla sua scuola. Questo luogo, quest'area dove c'era il porto, è importante non solo dal punto di vista economico e storico per Noventa, ha anche un'importanza secondo me letteraria, ecco, vi posso dire per concludere, perché a parte il nostro concittadino poeta Giacomo Cazorzi Noventa, che ha dedicato al porto, ai Burci, al Piave, all'attività una bellissima poesia, anche lo scrittore Goffredo Parise, che amò molto questi luoghi delle nostre golene, da prendere casa poco più in su, più a monte, nella vicina Salgareda, proprio una casa in riva al Piave, nella quale scrisse tra l'altro le sue ultime opere. Vengo da Planeta Bau. Da Bau verso, viene da Bau, però dov'è diretto? A Au. Da Bau from Au. Ok, adesso facciamo una birretta. Bau Wow, la birretta Bau Wow. Da Bau Wow. I zattieri che si fermavano a Romanziola, c'è una via Zattere tuttora, perché i zattieri non si fermavano qua in centro, perché le zattere occupavano molto posto. Se il porto era occupato dai Burci, venivano messi in sosta prima, e prima più a monte c'è appunto Romanziola.
Siamo alla presenza di uno dei sindaci più moderni del nord-est Italia, Alessandro Nardese. Ciao Daniele. Grazie per a voi, a tutti voi. Grazie. Siamo Francesco, vedo che riprende. Sì, bravo. pianino. Facciamo un brindisi con... Sì, ecco, alziamo pure le birrette. Via, Eccolo qua. Luca, Vedete che la oh, birra 90. unisce Paolo. tutti. a 90 Eccolo di qua. Piave. Esistente da sempre in queste aree è il Humulus lupulus, sostanzialmente il lupolo selvatico. È una pianta perenne che forma dei fusti volubili molto lunghi che vanno a insinuarsi tra i rovi e i caprifogli. Il luppolo nella coltivazione è una pianta molto importante perché è un ingrediente base della birra, mentre nella sua forma selvatica, quella che troviamo quindi abbondantemente in queste aree, regala in primavera dei germogli apicali che sono molto succosi, ricchi di oli essenziali, che vengono utilizzati sia in erboristeria per produrre amari tonici o sedativi, ma da sempre sono una fonte di cibo per le cucine povere. I getti di luppolo vengono utilizzati in un prelibato risotto che viene servito in tutti i ristoranti e osterie della zona nel periodo che va da marzo ad aprile, il cosiddetto risotto con i bruscandoli. Finalmente siamo arrivati a Romanziol di Noventa di Piave, traghettati dal buon Paolo che è ancora con noi. C'è Nerio, il proprietario e gestore di questa meraviglia, una storica, antica trattoria, osteria anche menzionata in un film con il buon Bentivoglio, Americano Rosso, con una giovanissima Sabrina Ferilli. Film bellissimo, ambientato nelle zone del Basso Piave e poi a Jesolo, e diciamo che è uno dei pochi posti che mantiene vivo questo fascino storico, dove ancora mangi i cicchetti veneziani, l'ottimo vino, l'accoglienza, insomma è un posto che merita di essere visitato da tutto, non solo il nord Italia, ma da ovunque. L'osteria Rorato è una delle osterie più vecchie e più antiche, anche perché faceva parte come proprietà del complesso dei Damula, che poi successivamente era passato ai Guarnieri, famiglia Feltrina, anche questa che si è trasferita in zona sempre percorrendo quel percorso del Piave che i nostri due amici stanno facendo a ritroso. Ecco. La famiglia Rorato la gestisce da metà degli anni '80, prima era gestita ed è stata gestita per credo oltre 100 anni dalla famiglia Soligoni. È merito della famiglia Rorato di aver mantenuto intatto l'arredamento, l'impianto e quindi anche il sapore di questa osteria, che dà agli avventori appunto questa impressione di diventare un posto carico di memorie e di storia, ecco. Camminando in questi luoghi ci sembra proprio di stare in mezzo a un luogo che si chiama in realtà un non luogo, nel senso che ti sembra proprio veramente di perderti ad ogni passo perché non conosci la strada, ti sembra di stare in un inizio primordiale di un Veneto come dire primitivo, arcaico, proprio l'incipit di tutto. E in questo luogo diciamo magico noi camminando, ma lo fece anche Zanzotto, lo fece anche Parise, camminando lentamente ci ritroviamo, e naturalmente ci ritroviamo attraverso la Piave o la Piava, come diceva Guicciardini, ci ritroviamo unicamente grazie alla poesia. Questa è la Casa Parise e questa è Salgareda. Questa è una allegra tavolata di persone che ne sanno a pacchi su Parise. Adesso vado a presentarli, me li sono segnati perché ovviamente non potevo ricordarmeli. Allora, Claudio, l'assessore di Ponte di Piave, leggo perché altrimenti non mi ricordo, Enzo, che è uno dei proprietari,
Poi c'è la Giovanna, che è la mitica bibliotecaria di Salgareda, che ne sa a pacchi su Parise, almeno così si dice, peraltro bellissima donna in un tavolo di bruttissimi. No, sto scherzando ovviamente. Poi Moreno, che è un altro comproprietario di questa bellissima casa. Poi ci sta il sindaco Vito, che è di là, di Salgareda, se vuoi prendere lei, se si prende. Sì, poi c'è il signor Mario, che è un altro assessore di Salgareda, e dopo basta, ci sono io, quindi... Parise questa casa la acquista nel 1971, dopo averla vista durante una cavalcata con l'amico Guido Parise di Ponte di Piave, Guido Caretta di Ponte di Piave. La acquista e ci rimane fino al 1981 circa, anno in cui la vende, perché comincia ad ammalarsi. E in questo luogo scrive 2 opere molto importanti, Sillabari e L'eleganza è frigida, è un libro bellissimo sul Giappone che è stato anche oggetto di uno spettacolo straordinario organizzato da Moreno, basato sul teatro No. E Salgareda è un comune confinante con Ponte di Piave, sono 2 comuni vicini, abbiamo tanti interessi in comune. Non parlo solo di associazioni sportive, servizi eccetera, ma abbiamo anche l'amore per Goffredo Parise, ricordare la memoria, manifestazioni varie, culturali eccetera, in onore proprio dello scrittore. È stato il vanto, l'orgoglio dei 2 comuni, perché ha vissuto sia a Salgareda sia a Ponte di Piave. Ne ricordiamo sempre la memoria e anche gli scritti. Allora salutiamo i ragazzi che ci hanno accolto a Casa Parise, sappiamo che questo è un luogo, come diceva l'assessore, magico, e speriamo che sempre di più il turismo culturale legato alla natura, silenzioso, onesto e pulito, diventi fondamento della nostra società civile. Ciao a tutti, grazie! Una cosa che volevo dire che ci teniamo tantissimo è che abbiamo dei beni preziosissimi, come potete vedere dietro alle nostre spalle, e grazie a loro beni possono andare dentro ad ogni casa, la gente li può vedere ogni giorno, loro li fanno vedere, restano dentro al cuore, ma la gente li può osservare anche coi loro occhi. Grazie. Questo è, scusa Renzo, questo è comune di Breda di Piave? Sì. A proposito, va che puoi bagnare le scarpe? Se mi fa bagnare le scarpe, se ho più contenti? Ma fai la cosa su? La bicicletta che arriva prima aspetterà. Ringraziamo Claudio Polotto che riesce spesso a sistemare le nostre pessime riprese in qualcosa di magistrale. Per Di Piave torna ogni lunedì alle 20:10 e alle 22:30, in replica il martedì a 12:10. www.perdipiave.com. Alla prossima, grazie a tutti, ciao! Oggi si sente sudato, oggi ha bisogno del Piave, oggi stufa nel paradiso blu.